Siamo con un ex di lusso, Irma Lojacono, che ricordiamo ad Aragona molto bene in Serie A2. Irma, ora giochi a Trabia, una gran bella squadra, prima in classifica, penso una partita di categoria superiore rispetto alla C, quella di stasera. Sì, sicuramente. Dico, noi ogni volta che dobbiamo venire a giocare ad Aragona sappiamo già bene cosa andiamo incontro. È una squadra che difende, che non molla mai su ogni palla e quindi alla fine esce fuori, penso, per il pubblico un bello spettacolo anche dal punto di vista tecnico. Siamo contenti perché restiamo ancora imbattuti, era una partita che noi temevamo anche perché c'è stata la sosta, insomma qualcuna che non è stata poco bene, causa influenze varie, però siamo contenti, insomma continuiamo così fino alla fine. Siamo col presidente della Polisportiva, Raimondo Lanza Trabia, pieno di vittorio. Presidente, una gran bella prestazione, una gran bella partita e una bella vittoria. Una bellissima partita, devo dire. Ce l'aspettavamo perché l'Aragona è una fortissima squadra. Le nostre ragazze hanno disputato un'ottima partita. È da 3 anni che il gruppo base della nostra squadra gioca assieme e quest'anno ha raggiunto proprio l'amalgama quasi completa. Comunque noi siamo primi in classifica, speriamo di arrivare alla fine del campionato primi in classifica in modo da avere 2 possibilità per andare in B2, il triangolare di Elite e poi nel caso in cui ci dovesse andare male anche i playoff aspettando le squadre seconda, terza e quarta che arriveranno in semifinale. Noi speriamo di superare l'ostacolo e andare in B2. Non è facile. Siamo con la dottoressa Rotolo, dirigente accompagnatore, e stasera un super lavoro per lei. Nella pallavolo non succede quasi mai, ma 3 ragazze sono state costrette alle sue cure. Cosa è successo? Niente, soltanto dei piccoli incidenti legati anche alla voglia e alla forza e all'agonismo, diciamo così, con cui le ragazze si sono confrontate fra di loro. Una partita soffertissima, abbiamo giocato con la prima in classifica, ci aspettavamo questa gran bella partita, ci siamo divertiti, è stato bellissimo, abbiamo sofferto, abbiamo gioito, il Trabia ha meritato sicuramente di vincere. Francesca Cusumano alla fine rimane la palma della migliore, 19 punti, però ha vinto il Trabia, però è stata una bella partita, forse macchiata da qualche decisione dell'arbitro che in telecronaca ho detto un po' antisportiva. Sì, come sempre ci sono quelle ciliegine sulla torta che è il protagonismo degli arbitri, che purtroppo non possiamo dire né fare niente, in questo caso siamo veramente impotenti. Per il resto è stata una bellissima partita, sono partita con l'idea che non avevamo nulla da perdere, loro una bellissima squadra, un grande avversario, per cui ero dell'idea di fare del mio meglio, penso di averlo dimostrato, sono contenta come ho giocato, certo rimane l'amaro in bocca del terzo e quarto set che abbiamo un poco ceduto, però sono contenta così che abbiamo dimostrato che sappiamo dare il massimo anche con la capolista.